Ciao a tutti, oggi vi mostrerò il metodo che io utilizzo per fare le sequenze. Non è niente di particolare, non ho scoperto nulla, me l'ha insegnato il cantante del mio gruppo, ma penso che venga utilizzato da molte persone. Io lo spiego perché è capitato spesso che mi chiedessero come le faccio, come le utilizzo, cosa sento in cuffia. Niente, quindi l'ho voluto fare, poi vedete voi se applicarlo o meno. È un metodo molto semplice che non è neanche dispendioso perché serve pochissima roba. Quindi è buono per chi si avvicina alle sequenze, così evita di comprare un sequencer o qualcosa di simile che è anche un po' dispendioso a livello economico. A questo video seguiranno qualche altro video, non so quanti, uno dove c'è il video live utilizzato col mio gruppo in la sequenza, dove utilizzo la sequenza, l'altro dove ci sarà proprio la sequenza da poter utilizzare o scaricare, non lo so, e l'altro dove spiego i collegamenti, ma mi sa che li spiego adesso perché per spiegarvi cosa serve per fare i collegamenti. Allora, serve un computer sia per creare la sequenza sia per mandare la base o mandare la sequenza live, però si può mandare anche con un lettore MP3. È a discrezione. Io utilizzo il computer perché mi è molto più facile utilizzarlo e lo porto sempre con me, anche perché magari c'è da variare qualche cosa sulle sequenze, tonalità, perché magari in quel giorno il cantante sta male oppure si vuole cambiare tonalità. Siccome noi utilizziamo più del 50% della scaletta le sequenze, se c'è da modificare qualcosa la modifico al volo. Niente, allora per il metodo che utilizzo io serve un cavo sdoppiato che ha jack piccolo e due jack grandi destro-sinistro. Un collegatore o un collegamento tra le due jack, praticamente jack jack, che va collegato così, praticamente, cavo sequenza a cavo che va al mixer esterno per le sequenze. E poi il collegamento che faccio nel mio mixer, il mio mixer che praticamente è a fianco a me quando suono la batteria. Questo, come vedete, è il cavo delle sequenze che vi ho detto prima e va direttamente al mixer questo. Qua va il metronomo, il click nel cavo d'uscita sinistra e va in questo canale. Qua io invece poi mi mando il mio monitor con tutti gli strumenti che io voglio sentire e qua chiaramente le cuffie. Ok, detto questo, per fare la sequenza vi serve un MIDI che sia fatto bene, perché sennò dovete andarci a lavorare sulle note ed è un problema più di dispendio di tempo che altro. Io, vedete, ce l'ho qua, il pezzo MIDI che è Maniac di Michael Sembello, conosciamo benissimo. Ecco qua, io tengo il lettore MIDI perché mi serve sapere innanzitutto la velocità del MIDI, del BPM, che è 149. Poi sapere ogni canale a cui viene dedicato uno strumento. Detto questo, bisogna avere un programma, non dico professionale, di musica. Io utilizzo Logic. Adesso sto utilizzando Logic 10 perché avevo l'altra versione, ho formattato il computer, ho installato la nuova versione, quindi un po' diversa, quindi se non riesco a trovare qualche cosa subito è per quello. Ho un progetto chiave, cioè che mi dà il metronomo ok. Vedete, progetto metronomo ok. Questo dove praticamente mi mette il metronomo, che come sentite adesso vabbè è a 76, adesso deve andare a 149. Ok, ok.
Il metronomo vi conviene tenerlo base, avere un progetto e poi dopo che importate il MIDI modificare il nome, così non dovete andare ogni volta a ricreare il metronomo che è rompe un po' le scatole, ricrearlo ogni volta. A questo metronomo bisogna determinare se mettere gli ottavi o i quarti. Io utilizzo i quarti perché il metronomo troppo presente a me dà fastidio, però è soggettiva la cosa. Quattro colpi iniziali e poi quattro colpi che determinano l'inizio. E qua inizia, ok? Questo perché se dovete dare il tempo, 4 sono per voi e 4 li dovete dare al gruppo. Questi i riferimenti li potete mettere anche più avanti, se ci sono dei punti a cui volete dare importanza o comunque sia volete ricordarveli, potete spostarli, cioè in senso se andate nel piano roll eh, praticamente potete modificare qualsiasi punto del metronomo, ok? Potete dargli suoni diversi, quando, ok? Potete proprio dargli i punti in cui volete voi. Detto questo, eh, importiamo il MIDI, ce lo buttiamo dentro. ehm, e niente, ricordatevi che il metronomo va tutto a sinistra. Se vedete qua è meno 64 perché ehm, è tutto a sinistra. Più 64 sarebbe stato tutto a destra. Tutto a destra andremo a mettere i suoni della sequenza, chiaramente, perché poi andremo a sdoppiare il suono. Uno andrà in cuffia e l'altro andrà nell'uscita esterna delle casse, cioè andrà all'esterno. Ok, bisogna mettere innanzitutto a tempo la sequenza. Qua noi andiamo a eliminare la prima parte dei MIDI perché la prima parte ha come si dice, programmi prestabiliti dei MIDI, come il pampottamento a sinistra a destra oppure variazioni di volume durante il pezzo. A noi non interessa perché se noi andremo a, a lavorare sulla sequenza, non possiamo permetterci cioè se determiniamo un volume prestabilito, non possiamo permetterci che vari durante il pezzo perché poi potrebbe avere dei suoni diversi. Allora, in quel caso dovremmo andare proprio a lavorare sul pezzo che noi interessa. Soprattutto il pampottamento deve stare tutto a destra, non è che poi varia a destra a sinistra, ok? Quindi questo pezzo o lo cancelliamo o lo mettiamo in mute. Detto questo, va messo a tempo. Ok, perfetto, non è a tempo, va spostato di un quarto perché 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, perfetto, si è bloccato. Ok, come notiamo subito i suoni sono altissimi, quindi andiamo a lavorare sui suoni. Adesso andiamo a lavorare sui suoni che a noi interessa mettere, cioè in senso a noi per esempio non ci va bene questo, se lo ascoltiamo, a parte che è altissimo, andremo ad abbassarlo, ma magari non ci va bene quel suono, quindi andremo dentro appunto il suono e metteremo, che ne so, adesso proprio per far vedere un corno, una tromba, giusto per fare un test, per farvi capire che possiamo proprio cambiare tutti. Ok, c'entra poco la tromba qua, però ehm, per farvi capire come si modificano i suoni. Ok, adesso andiamo a lavorare su tutti i suoni. Allora, vi ho risparmiato un po' di tempo perché il processo è un po' lunghetto. Io solitamente ci metto un'oretta
per un'oretta barra due, dipende dal pezzo se ha molte sequenze, per creare la sequenza di un pezzo. Quindi qua ho tagliato un pochettino, come vedete ho già dato i suoni che a me interessavano, ho ottenuto un pezzo di batteria dove c'è una parte che secondo me è fondamentale, che è caratteristica di questo pezzo. Se voi notate c'è il China iniziale con i tamburelli. Ecco, perfetto. Praticamente ho lavorato sui suoni e li ho messi tutti a destra. I suoni li ho messi tutti a destra, tranne il metronomo. Ok, ho tenuto solo il piano praticamente elettrico nella parte cantata. eh, e niente, ho lavorato su tutti i suoni singoli, dandogli quello che a me interessava. Fatto questo, praticamente si esporta tutto il progetto, stando attenti che sia la sequenza tutti i suoni a destra e il metronomo a sinistra, ok? Questo è audio che non interessa, questa è la parte audio che io ho cancellato perché prima è messa in mute. Vediamo se posso togliere dal mute. Qua io prima mettevo il 1, mettevo 1, 2, 3 che non si sente. Vabbè. Ok, andremo ad esportare comunque il progetto, eh, e poi lo manderemo in live. A seguire vi metto il link del pezzo che sono live eh, di Maniac. Niente, se avete domande, fatemi domande, contattatemi al mio indirizzo email o qualsiasi cosa. Se poi avete qualche sequenza particolare che volete che vi crei, potete contattarmi, non c'è nessun problema. Ciao.